Buongiorno a tutti e ben collegati da casa. È la seconda Pasqua che ci troviamo a vivere a distanza, però almeno quest'anno avremo la possibilità di partecipare alle celebrazioni nelle nostre parrocchie. Qui a scuola al Barbarigo sono mancati tanti momenti in questa Quaresima. Ci sono mancate le confessioni, le riflessioni settimanali, però siamo stati uniti ugualmente attraverso i giovedì della parola e abbiamo cercato di camminare insieme, sentendoci fratelli tutti, secondo l'invito che Papa Francesco ha rivolto a tutta l'umanità. E ora siamo qui a vivere questo breve, ma speriamo intenso, momento di fraternità, di condivisione e di preghiera, lasciandoci guidare dalla parola di Dio e poi per scambiarci l'augurio di una buona Santa Pasqua. Ci mettiamo allora in clima di preghiera e come facciamo ogni volta che ci troviamo insieme, ci salutiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ascoltiamo la parola di Dio. Dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dunque dall'amore di Dio? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Quante domande abbiamo ascoltato in questo passo della parola di Dio. Sono domande simili a quelle che potremmo porci tutti noi in questo tempo ancora segnato dalla prova della malattia. Tutto sembra parlarci di separazione, di distanza. Persino la didattica che ci hanno insegnato dovrebbe essere fatta di relazione, di vicinanza, di contatto, di sguardi. La domanda più forte di tutte che abbiamo ascoltato è per chi crede, chi ci separerà dall'amore di Cristo? E oltre alla tribolazione, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, noi potremmo aggiungere anche quest'anno il Covid con tutto quello che si porta dietro. Le nostre fragilità, le nostre fatiche, le nostre incertezze, i nostri dubbi. Questa domanda potrebbe schiacciarci e farci cadere ancora più in basso, ma nella fede ecco la risposta. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori. E non solo grazie alle nostre forze, grazie all'intelligenza della scienza, alle scoperte della medicina, all'efficacia dei vari tipi di vaccino o chissà che altro, ma per virtù di colui che ci ha amati. Per la forza dell'amore noi siamo più che vincitori. E se sappiamo amare come Lui ci ha amati, niente potrà separarci, né da Lui né tra di noi. L'esperienza realistica della vita ci dice che il dolore, la sofferenza, persino la morte, riempiono di sé la nostra storia. Gesù non ha inventato la croce, l'ha trovata anche Lui sul proprio cammino, come ciascuno di noi, come ogni uomo. Ma la novità che Egli ha inventato è stata quella di mettere nella croce un germe di amore. Potremmo dire che Gesù ha dato un nuovo nome alla croce, amore. E così la croce è diventata la strada che porta alla vita,
messaggio di speranza, sorgente di calore trasformante. Questa è la croce di Gesù e ha dato anche a noi la possibilità di farlo, di trasformare i nostri limiti, anche quelli più pesanti che sono croce, in gesti di vero amore. Dio elimina il male non ignorandolo, aggirandolo, scavalcandolo, ma aggredendolo e trasformandolo dal di dentro con la forza dell'amore. Stando insieme con gli uomini, accettandoli, perdonandoli, anche quando gli preparano la croce e la morte. Gesù ci rivela fino a quale punto si spinge l'amore del Padre, a cui egli aderisce con obbedienza di figlio. Neppure la croce e la morte inducono Dio a stancarsi di amare l'uomo, a ritirarsi da lui, ad abbandonarlo al proprio destino, a separarsi da lui. Gesù, nel mistero della sua passione e della sua croce, vive un'obbedienza a Dio con un affidamento, con un abbandono che non viene meno per nessuna contraddizione. Tutto può essergli contro, ma lui va avanti diritto, nella fedeltà alla sua missione. La passione, la Pasqua del Signore ci insegnano allora non solo ad accorgerci di Lui, ma in Lui di chiunque soffre, non solo a soccorrerlo, ma anche ad uscire dalla logica della violenza che sembra perpetuarsi nel cuore dell'uomo e nella storia dell'umanità. Un gesto di perdono, un gesto di preghiera come quello di Cristo che muore sulla croce e che altri ai nostri giorni rendono vivo e operante, continua ad essere Vangelo, buona notizia che aiuta a credere che il mistero del Venerdì Santo conosce ancora e sempre l'alba del giorno di Pasqua e che il Cristo non vuole avere oggi altre mani che le nostre mani per prendersi cura dei fratelli. Signore Gesù, tu che hai assunto la nostra povertà e ti sei identificato con i deboli, ti affidiamo tutte le persone che ci sono care, tutti gli uomini, tutti i popoli umiliati e sofferenti. Dona loro di avere in te la forza per poter portare con te la loro croce di speranza, perché grazie a te trovino pace e amore. Dona a tutti noi, alle nostre famiglie, alla nostra scuola, la gioia della Pasqua, da annunziare con la nostra vita. E ripetici ancora: sono io, il risorto, non abbiate paura. Quest'anno abbiamo pensato di inviarvi i nostri auguri in un modo un po' speciale. Abbiamo coinvolto il gruppo giovani di una parrocchia e abbiamo chiesto loro di cantarci la loro gioia di Pasqua, assieme al loro augurio che adesso ascolteremo insieme. Sei
Sì, seconda Pasqua con la mascherina. Lo scorso anno era una Pasqua piena di incertezza e di domande e infatti erano troppo poche in rapporto a quello che è successo in un anno abbondante di pandemia. La Pasqua di quest'anno certamente è segnata anche dalla stanchezza per tutto questo periodo, da qualche lutto, qualche mancanza, ma spero anche da tanta speranza. Speranza che non è campata in aria, ma è fondata sui nostri buoni comportamenti, sulla diffusione del vaccino, sull'impegno che ancora per le prossime settimane, per i prossimi mesi cercheremo tutti di portare avanti. Il mio invito di Pasqua allora di quest'anno è questo: cerchiamo di credere alla Pasqua, crediamo alla Pasqua, davvero, andando a considerare dentro il nostro cuore e a ripeterci anche che la vita è più grande e più forte della morte, che il bene ha l'ultima parola sul male, che quello che noi cerchiamo di porre per costruire, per fare del bene, alla fine può raggiungere sempre un frutto. Chiediamo al Signore questo come augurio reciproco, come preghiera che ci sostiene e come prospettiva anche per il prossimo anno. Sicuramente il prossimo anno ci diamo appuntamento per una Pasqua con tanti sorrisi senza mascherine. Auguri a tutti voi ragazzi e ragazzi della scuola, ai genitori, ai docenti, agli amici del Barbarigo, agli ex allievi, agli ex professori, a tutti quelli che sono legati alla nostra bella famiglia. Ci auguriamo una bella, buona Santa Pasqua e speriamo di vederci tutti quanto prima possibile anche in aula e anche a scuola. E ora davvero come fratelli ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Come vedete, qui accanto a me c'è il segno della Pasqua, il cero pasquale, che verrà benedetto nella notte santa, durante la grande veglia pasquale. L'augurio che rivolgo a ciascuno di voi e che ora racchiudo anche nella benedizione, nel grande abbraccio della benedizione di Dio, a voi, alle vostre famiglie, ai colleghi, al personale del Barbarigo, agli ex allievi, a tanti amici che sono collegati con noi, è di saper accendere questa luce, di poter accendere la luce della gioia e della speranza nelle vostre vite, nelle vostre famiglie, perché davvero sia una Pasqua di luce. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. Discenda su tutti voi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.